Il torrente Agno ruggiva sotto il ponte gonfio per l'ondata di maltempo che da giorni flagella il Veneto. Giovedì sera, 17 aprile, Leone Nardon, 65 anni, e suo figlio Francesco, 34, stavano percorrendo via Terragli a bordo della loro auto, ma la strada ha ceduto all'improvviso, inghiottita da una voragine assieme a una porzione del ponte. Il veicolo è precipitato nel fiume. Per i due non c'è stato scampo. Le ricerche sono partite subito dopo l'allarme, con l'impiego di squadre a terra del Comando Provinciale di Vicenza, soccorritori fluviali, sommozzatori, droni e l'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco. Il corpo di Leone è stato recuperato venerdì mattina nei pressi del bacino di laminazione di Trissino. Poco dopo, sempre nel torrente Agno, in zona industriale di Valdagno, è stato ritrovato anche il corpo di Francesco. Entrambi sono vittime della furia dell'acqua, simboli di un'emergenza che ha colpito con violenza il territorio. Le operazioni proseguono per il recupero dell'auto, individuata dall'alto nei pressi di Cornedo. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.